diciamo che comunque il Ciampino ha fatto una gran bella gara, noi non siamo stati secondo me poi tutto sommato all'altezza del confronto, potevamo giocare meglio, abbiamo non giocato bene e di conseguenza il risultato ci sta tutto. Ma vabbè, sapevamo che con un'eventuale sconfitta un paio di squadre ci avrebbero superati, è ancora presto, c'è tutto il girone di ritorno, perciò stiamo abbastanza tranquilli. Noi adesso il nostro obiettivo è recuperare gli infortunati per poter fare qualche partita a pieno regime. Sapevamo che era una partita molto tosta e all'andata abbiamo sbagliato molte volte, questa volta eravamo cariche, sapevamo che durava 45 minuti questa partita, abbiamo fatto finire magari nei 15 minuti, anche se più volte abbiamo provato a farla riaprire sbagliando contropiedi su contropiedi quando potevamo benissimo fare tantissimi altri gol. L'importante è che la partita è finita così e che comunque sì, abbiamo dato il massimo per questa squadra, visto che eravamo 3 settimane che eravamo ferme, abbiamo riniziato e fortunatamente abbiamo dato il massimo e abbiamo fatto capire di che pasta siamo fatte.